sviluppare e attuare le esigenze dei territori, quindi quella che chiamiamo volgarmente DMO, cioè Destination Management Organization, cioè un'organizzazione alla quale partecipino collegialmente tutti gli attori del settore, no? A partire ovviamente dalla politica, quindi dalla regione, le istituzioni, le associazioni imprenditoriali del turismo, gli porti, aeroporti, camere di commercio, perché le esigenze sono diverse da territorio a territorio e le risorse, ma intendo risorse non solo come risorse economiche, ma tutte le risorse devono essere utilizzate in modo differente e questo può avvenire solo attraverso un'attività collegiale e una condivisione di obiettivi, no? E di strategie. No? Quindi questa è la prima cosa, secondo me bisogna ripensare a un'organizzazione di questo tipo. Poi dobbiamo mettere a posto i collegamenti interni, perché questi elementi di cui parlavo prima, quindi il benessere, le tradizioni, identità, eccetera, eccetera, li troviamo soprattutto all'interno della nostra regione, ma bisogna dare la possibilità di raggiungere l'interno a questi flussi, no? Quindi allora attrezzare meglio, anzi rivedere il trasporto ferroviario, migliorare la percorrenza delle nostre strade, migliorare le indicazioni, no? Sapete tutti, chi è sardo sa che se uno vuole andare, che ne so, alla Lanusei, oggi se conosce la strada bene, ma un turista credo che trovi difficoltà a andare in un determinato posto. Il decoro delle nostre strade, non so se avete notato tutti quanti, forse ci stiamo un po' facendo l'abitudine, le nostre strade sono sporche, piene di immondizia dappertutto, buste di rifiuti da tutte le parti. Questo è quello che il nuovo turista non vuole. Ecco, quindi anche da questo punto di vista bisogna attrezzarsi. E poi, e questo è il collegamento con l'ambiente, la sostenibilità. Oggi le nuove generazioni vogliono fare un turismo sostenibile. Sostenibile vuol dire che i resort dove vanno devono essere alimentati con risorse non provenienti dal sole, dal vento, insomma, senza inquinare l'ambiente. E tutti gli elementi della sostenibilità, quindi anche lì bisogna interrogarci, fare dei progetti e sviluppare attività. Gli aeroporti lo stanno già facendo da un po' di tempo, il nostro aeroporto, posso portare l'esperienza del nostro aeroporto, noi adesso stiamo consapevoli di questo, consapevoli del fatto che le nuove generazioni gradiscono utilizzare servizi sostenibili. Abbiamo lanciato delle iniziative importanti come la realizzazione di un impianto fotovoltaico che ci dà la possibilità di sfruttare l'energia per il 25% circa della nostra necessità. Stiamo cambiando tutte le attrezzature aeroportuali da motore a combustione a motore elettrico. Per far questo abbiamo partecipato a un bando dell'ENAC e abbiamo avuto risorse per circa 10 milioni di euro per cambiare tutte le attrezzature. Abbiamo tante piccole attività del nostro aeroporto in questo senso. Stiamo anche facendo dei progetti per l'utilizzo dei droni per determinate funzioni aeroportuali che consentono anche appunto di risparmiare, di non emettere CO2 e stiamo pensando anche ad esempio ai vertiporti, no? Che sarà il modo di trasferire le persone nel futuro. No? Quindi ecco, noi ci stiamo attrezzando da questo punto di vista e così stanno facendo anche tutti quanti gli altri aeroporti. Ecco. Quindi termino qui perché sennò prendo troppo tempo. Ecco, quindi un'immagine positiva dove la Sardegna può trovare possibilità e opportunità di grande sviluppo del turismo. Bene, grazie Silvio. Antonio, ci dobbiamo ricollegare alla masterclass di stamattina. Il format di quest'anno prevede una cosa innovativa. La mattina abbiamo una masterclass
Masterclass è in presenza a numero chiuso, fatta di operatori qualificati. Questi operatori emettono alla fine del loro lavorare, si chiudono in delle stanze, mettono un documento, una serie di stimoli, di considerazioni, di sollecitazioni. Ce ne vuoi dare qualche piccolo spunto? Diciamo che già stamattina abbiamo avuto le prove di questo futuro in movimento. Avere 60 operatori che si confrontano con noi, che ci ascoltano e che si fanno sentire, che hanno voglia di sperimentare, di condividere criticità, punti di forza, di proiettarsi nel futuro, significa che col 2Action è arrivato ad un livello di maturità che ci lascia ben sperare anche per gli effetti sul territorio. E proprio da questa maturità stamattina sono nate riflessioni interessanti. Come diceva Lucio, 3 diversi tavoli di confronto, operatori eterogenei. Avevamo dall'albergatore passando per la guida turistica e arrivare al mondo dei servizi o alle istituzioni. Per cui diciamo che in un piccolo mondo rappresentato che poteva parlare di turismo, parlare di sensazioni e poi abituarsi a parlare di futuro. Ecco, una cosa che ci ha incuriosita e che è emersa subito è che parlare di futuro, come ce ne parlava adesso l'ingegnere Pippo Bello, non è cosa da tutti i giorni. Noi siamo abituati per gran parte del nostro tempo a concentrarci sulla quotidianità, a concentrarci sull'operativo. Difficile invece trovare lo spazio per guardare avanti. Quando ho chiesto nel tavolo che ho avuto il piacere di coordinare io qual è uno dei punti di debolezza delle persone che lavorano nel sistema, più voci hanno confermato che uno dei punti di debolezza è non avere tempo. Allora, non avere tempo, che sembra quasi una banalità, in realtà è uno delle grandi criticità che non ci consentono di guardare al futuro, di pianificare, di programmare, di darci una prospettiva strategica. E questo ci deve far riflettere, perché significa che noi diamo alla prospettiva e quindi al futuro un ruolo limitato rispetto all'attualità, dimenticandoci che quell'attualità deve contribuire al futuro, che deve essere realmente il nostro obiettivo. Ecco allora che tra i vari temi emersi, al di là di queste curiosità, abbiamo avuto molti operatori che ci hanno ricordato come il patrimonio naturale, il patrimonio culturale, le opportunità che ci sono in Sardegna, trasversali che vanno dal mare alla costa passando per l'interno e poi proiettandosi sulle persone, le tradizioni, quel concetto di sostenibilità che dobbiamo ancora essere bravi a declinare in prodotto, per arrivare poi a soluzioni concrete. Da più parti si è chiesta la DMO, di cui ci parlava l'ingegnere Pippo Bello. La DMO è vista non più come una scatola, qualcuno ancora ci ricorda che la DMO è una scatola, come tutte le scatole quello che conta sono le persone, ma noi andiamo oltre. La DMO è un momento di aggregazione, un think tank che ci deve aiutare a guardare al futuro con la convergenza di tutte le anime del turismo, e facendolo dobbiamo essere più organizzati, perché questo ci chiede il mercato. Se è vero che il turista, come abbiamo detto prima, lo seguiamo dalla culla, non diciamo alla morte, ma all'età avanzata, perché evidentemente i senior stanno diventando uno zoccolo duro di tante destinazioni, è altrettanto vero che dobbiamo essere bravi a saperli ascoltare. E allora questa è una delle altre dimensioni emerse. C'è stata un'attenzione particolare per il cliente, per il sistema dei servizi al cliente, e anche questo non era scontato ed è un po' una novità, Lucio, perché siamo passati da un orientamento al prodotto che ha caratterizzato 23 anni, oggi abbiamo visto i dati di 23 anni, l'evoluzione